ancora il 19, Schenalle, il cross centrale, la palla che sfila sul secondo palo, forse c'è una diagonale tardiva e infatti il cross viene ributtato in aria. Ottima l'uscita del portiere del Trento, Marzadro. Posizionamento degli atleti, lo stesso fa il suo collaboratore, la palla che spiova all'interno dell'area, il portiere non esce in questo caso e c'è il gol del Veneto 2-0, ma merito. Difficoltà, non ha avuto nessuna esitazione nel tentare di colpire al volo. Trento che non riesce ad uscire, ancora una volta centralmente la palla, il portiere che sfiora, forse evita, no, c'è il gol il terzo gol del Veneto. C'è stato il numero 13 Chiari che nella fascia destra offensiva ha letteralmente scardinato. È iniziato il secondo tempo, sono le 10:30, Marco Tomaselli di Calcarissima è tritato in avanti, è tutto pronto per la battuta di fischio del direttore di gara. Bellissimo traversone all'interno del colpo di testa e c'è il gol, l'avevamo quasi chiamato. Stati un po' alla pronuncia che è più consona, anzi più vicina, non più consona, più vicino alle nostre attitudini. Nel frattempo il cross, il pallone, è incredibile quello che è successo